potuto lodarsi, quindi. Con dispiacere ho lasciato perdere. Ma come volete? Aspettavamo le campane. Ok, magari avvisiamo il microfonista così siamo già partiti. Perché lui deve fare partire lo streaming, siamo già a posto. Perfetto, siamo a posto. Ci siamo. Grazie. Ok. Allora, buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti a chi ci segue per la prima volta. Apriamo la terza giornata della Book Week e ultima giornata con Silvia Zanella. E basta lavorare così, come trovare un equilibrio tra vita e lavoro, che vorrei capire, quindi adesso mi metto lì e ascolto benino. Grazie mille. Grazie. Buongiorno a tutti, intanto benvenuti, grazie a Silvia di essere qui con noi. Lei è una specialista, Head of Employer Branding and Employee Experience in una grande società di consulenza, dove arrivano circa 3.000 persone l'anno e lei si occupa di farle stare bene, di fare in modo che il loro lavoro abbia un significato, che si trovino bene sul posto di lavoro e si fidelizzino, per così dire, i dipendenti, più che trattenerli, giustamente, che non è un verbo molto appropriato, no? Come premessa volevo dire questo: leggendo il tuo libro mi sono resa conto anch'io di quanto malessere ci sia nei luoghi di lavoro, e mi sorprende questa cosa perché, scrivendo di aziende, dei problemi delle aziende, la cosa che salta sempre agli occhi è sì, è vero che gli stipendi sono bassi, ma sono bassi qua, anche se non è l'unica causa ovviamente del malessere, sono bassi perché la produttività è bassa, e la produttività è bassa perché non innoviamo. Ma quello di cui non si parla mai e dovrebbe essere centrale è il fatto che, non fosse altro perché nell'interesse delle aziende, è che l'essere dipendenti porta valore, nel senso che, pensate che secondo un sondaggio Gallup, che cita anche Silvia nel suo libro, un italiano su 4 si impegna nel quiet quitting, cioè nel fare il meno possibile il lavoro. Anzi, c'è anche chi lavora contro la propria azienda per quanto male sta. E questo stare molto male influisce sulla produttività e influisce sull'innovazione, tant'è vero che, credo che tu lo citi, una ricerca del Politecnico di Milano con chi era, ricordami, con Doxa, sì, con Doxa, dice che un dipendente che sta bene al lavoro contribuisce al 13% all'innovazione aziendale. Quindi, non fosse altro che per una questione di convenienza, le aziende se ne dovrebbero occupare. Allora, visto che proprio solo il 9% dichiara di stare bene al lavoro, cito i dati che sono nel tuo libro, il 5% è felice, 1 su 3 si è assentato dal lavoro almeno una volta per stress o ansia nell'ultimo anno, ti chiedo cosa significa stare bene al lavoro? Allora, grazie innanzitutto e buongiorno a tutte e a tutti. Il libro parte un po' da una considerazione che è quella che dicevi tu. Per anni, per decenni, abbiamo tollerato che gli ambienti di lavoro fossero ambienti di infelicità e di insoddisfazione, e spesso tutto questo interesse al benessere, alla motivazione, al fatto che le persone fossero contente, veniva derubricato e accantonato come se fosse una cosa, sì, vabbè, da dire ai convegni, no? Però non veramente interessante e pregnante. Quello che però invece sta succedendo è il fatto che la motivazione delle persone, il fatto che un'azienda sia più o meno attrattiva, sta cominciando ad avere un impatto fortissimo sull'economia stessa delle aziende. Quindi da un lato c'è tutto un aspetto di attrattività e di capacità delle aziende di reclutare che sta andando a picco, quindi non c'è un'azienda tra le piccolissime, le multinazionali, le start-up, le medie aziende che stia lavorando facilmente nell'acquisizione di persone, nel reclutamento, nella selezione del personale, così come fondamentalmente non c'è un'azienda, un'organizzazione in Italia che riesca a proporre quello che in inglese, da buona milanese imbruttita, acquisita, nonostante io sia di Schio, quindi sono dell'altra vallata, chiama employee experience, no? Non c'è interesse, abbiamo l'ossessione, citando Bezos, per la customer experience, che deve essere tutto perfetto per il singolo acquisto,
ma le aziende non hanno l'ossessione, ma neanche una vaga attenzione, una vaga idea, a quella che invece è l'employee experience, cioè il fatto che questa persona di fatto sta con te, ti sta dedicando del tempo, ti sta dedicando della testa, probabilmente anche un pezzetto di cuore, e invece tu alla fine della fiera gli fai prendere il Malox. Quindi perché c'è tanto malessere nelle imprese? Credo che vada divisa la risposta in due. Da un lato è responsabilità aziendale, ma dall'altro ci mettiamo molto anche noi singoli, quindi io non addito le aziende, ma non addito neanche le persone. Credo che di fondo, ed era un po' il messaggio di questo libro, entrambi i poli, lo tengo un po' più lontano perché c'è un po' di eco, non vorrei che desse fastidio, importante che mi sentiate lo stesso. Entrambi i poli del mercato del lavoro secondo me devono fare un attimo di stop, reset e capire qual è il patto che hanno fra lavoratore e azienda. Da secoli il patto era fondato su una transazione. Io faccio una prestazione lavorativa e tu mi corrispondi un salario che arriva appunto da sale, quindi stiamo parlando di cose millenarie ancora dei tempi dei Romani. Ecco, quel tipo di transazione, che ovviamente è fondativo, non basta più. E non basta più, e quindi qua rispondo al primo pezzo di domanda, non basta più perché sono caduti gli altri aspetti fondativi del rapporto, dell'alleanza potenziale fra lavoratore e azienda. Innanzitutto perché i salari non sono più competitivi, il potere d'acquisto è sceso, precarietà. Sono venuta stamattina con una tassista da Vicenza, la quale mi diceva il mio primo giorno di lavoro aveva 50 anni perché non ne potevo più di fare la commessa 3 mesi alla volta. Non c'è più l'attenzione, voglio dire, siamo nelle valli dell'Euro, siamo nelle valli dell'Agno, l'attenzione che storicamente veniva data al lavoratore, all'operaio. Non c'è più quel tipo di sicurezza fisica, psicologica, contrattuale, di stabilità che invece ha contrassegnato la vita dei lavoratori fondamentalmente fino agli anni 2000. Quindi noi abbiamo gli ultimi 20 anni in cui tutti questi pilastri del patto fra lavoratore e azienda che sono andati erodendosi. Non ci sono, per un tema demografico, opportunità di carriera lunghe, proprio perché viviamo troppo e lavoriamo troppo, quindi ora che vedo la possibilità di diventare capo del mio capo devo sperare che passi a miglior vita o vada in pensione, ma ora che va in pensione io nel frattempo sono vecchio. Nel frattempo c'è un depauperamento delle competenze ed ecco che quindi si è rotto il lavoro, si è rotto il meccanismo di innamoramento del lavoro, si è rotto appunto quella sensazione di ti do ma tu mi dai, che ha fatto sì che soprattutto negli ultimi 5 anni sia scomparso l'incantesimo che invece aveva retto la relazione fra lavoratore e azienda. E qua arriviamo al punto del malessere. Questo malessere è stato ulteriormente accelerato e amplificato da tutta una serie di cose che sono invece successe negli ultimi 5 anni. Quindi non è che prima non ci fosse il malessere e che stavamo tutti bene, perfettamente, però reggeva perché vedevo opportunità di carriera, vedevo uno stipendio sensato, riuscivo a comprarmi casa, non avevo problemi a accendere il mutuo, non dovevo trasferirmi all'estero, avevo tutta una serie di robe che più o meno me la riuscivo a cavare. Invece negli ultimi 5 anni sono successe altre cose. È successa un'accelerazione fortissima della tecnologia che ha invaso i nostri spazi privati, portandosi, scusate la parola, che quando ho scritto il libro non era ancora una parolaccia, ma invece adesso sembra che lo sia, portandosi dei dazi, cioè lo sconfinamento degli spazi lavorativi ha un dazio, ha un peso, ha un costo. Quindi la tecnologia, il fatto che io letteralmente stamattina nel treno da Milano, io ho lavorato di domenica 2 ore dal telefono e ho fatto esattamente quello che avrei fatto in ufficio, solo che l'ho fatto da qua. Ho completato dei corsi, ho finito delle robe che mi mancavano, ho detto sai che c'è, sono qua, tanto non dormo. E a quel malessere si è arrivati per altri 2 fattori, oltre a tutti quelli che ho detto adesso, le nuove generazioni, che hanno finalmente tolto lo stigma sul dire ma sta roba non funziona, cioè sulla base di cosa mi stai dicendo che dovrei fare sacrificio, perché? E poi la tiriamo in ballo sempre, ma secondo me ha molto senso tirarla in ballo, la pandemia che ha messo
sul tavolo altre priorità. E quindi, parlando delle grandi città, uno mi dice: ma se io riesco a fare il lavoro dal treno, come ho fatto io stamattina, ma normalissimamente, perché mai devo venire da Saronno ogni giorno 1 ora e mezza in macchina e un'altra 1 ora e mezza? Perché devo sacrificare 3 ore della mia vita oltre le altre 8/9 che faccio in ufficio? E tutto questo ha portato a una progressiva disaffezione dei lavoratori, che in tutte le statistiche, quelle che hai citato, ma anche 1000 altre che cito nel libro, che dice che fondamentalmente le persone non è che non hanno più voglia di lavorare, le persone non hanno più voglia di lavorare così. Così, ne parleremo sicuramente nel corso di questa ora. Ci sono dei brani che mi hanno colpito del tuo libro e che io andrei a leggere. Il primo è questo. Negli anni, dici, mi sono state confidate le più assurde, le nefandezze più scellerate, gli abusi più beceri. Ciò nonostante, per quanto evidentemente meritano la massima attenzione stante la gravità che le caratterizza, non sono queste a suscitare il mio personale clamore. Quello che per me rimane inspiegabile, mi spiace scomodare questa espressione, è la banalità del male aziendale, che è un'espressione molto forte. Cosa intendi, la banalità del male aziendale? Allora, io cito la Arendt, che ovviamente parlava di banalità del male riferendosi a oggettivi drammi che hanno caratterizzato il Novecento, ma proprio perché, ovviamente con le dovute proporzioni, la banalità del male aziendale sta creando di fatti una coorte di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che di fatto soffrono tutto il giorno e tutti i giorni, con ricorso sistematico a psicofarmaci, con ricorso sistematico a sedute, con ricorso sistematico a problematiche che non è che prima non ci fossero, ma di fatto ha generato un malessere totalmente evitabile. Quando io ho scritto, abbiamo deciso alla fine di chiamarla, ha avuto 1000 titoli questo libro nel corso della sua lavorazione, alla fine abbiamo optato per Basta lavorare così. E il basta era sia di stop, cioè basta, ne abbiamo le scatole piene, finiamola di lavorare così, ma riferito alla banalità del male aziendale voleva anche dire: ma basterebbe veramente così poco per fare mediamente soddisfatte le persone. Prima dicevo che c'è una responsabilità anche individuale. Io appunto ho la fortuna / compito da 25 anni di ascoltare le persone di lavoro. Cioè, il mio lavoro è ascoltare tutte le campane e sentire: ok, il capo mi ha fatto questo, no, ma l'altro non mi ha preso, ma perché non mi avete selezionato, ma perché quel dipendente si comporta così male? Perché appunto sento tutte le campane, no? Ed è un enorme privilegio, perché letteralmente in anni ho sentito milioni di persone in Italia e all'estero, in tutti i lavori che ho fatto. E spesso sono le persone che hanno aspettative completamente malposte nei confronti delle organizzazioni, perché le organizzazioni non sono la tua famiglia, le organizzazioni hanno altri obiettivi rispetto al tuo, e quindi spesso il malessere arriva anche da avere davvero delle attese sbagliate nei confronti di chi alla fine ti dà uno stipendio, no? Quindi perché banalità del male? Perché quella che io vedo quasi sistematicamente nelle organizzazioni, e ne frequento letteralmente centinaia, è quella che definisco sciatteria manageriale. Cioè il fatto che hai una persona con un problema, non gli chiedi come sta, c'è stato questo cambio di organizzazioni, non lo comunichi, hai fatto un arrangiamento retributivo e hai palesemente preferito uno al posto dell'altro, e non lo cioè, puoi anche decidere di farlo, sostanzialo, spiegalo, prendi la persona da parte e diglielo, poi sta persona ti dirà mi sta bene, non mi sta bene, no? Però vedo davvero delle piccolissime cose che mi sembrano ovvie e che invece sistematicamente vengono disattese, e dall'altra parte altrettanto cose aspettative da parte delle persone completamente irragionevoli che per forza saranno disattese. Quindi diciamo che questo libro è un esercizio di consapevolezza, perché prima diceva il sottotitolo è come trovare un equilibrio tra vita e lavoro, e c'è un errore, non è come trovare un equilibrio tra vita e lavoro, ma come trovare un equilibrio felice, che è ancora più ambizioso e impossibile, spoiler, cioè lo dico alla fine, è impossibile, non si può fare. E però è proprio questo il tema, cioè è che ognuno poi troverà la sua
dimensione e misura, ma felice è perché la felicità, e qua volendo si può aprire una mega parentesi che infatti apro nel libro, ha una distinzione fra felicità individuale e collettiva, quindi trovarla individuale non è il caso, la puoi trovare collettiva. E specifichi anche che questo è un libro sui confini, cioè i confini che noi dobbiamo tracciare, e l'hai detto già, tra quello che dobbiamo aspettarci dall'azienda, quello che noi stessi dobbiamo porre come confine verso l'azienda. E tu citavi, ho lavorato, ed è singolare che tu faccia questo lavoro e tu abbia lavorato dal treno di domenica mattina, perché non c'è più un confine, no? tra vita e lavoro. In Portogallo e anche in Francia hanno fatto delle leggi sulla disconnessione. Secondo te ci sono delle leggi che hanno aiutato a cambiare una cultura? Alle volte succede così, penso alla legge sulle quote rosa, no? Cioè ti aiutano, forzano un po' il cambiamento di una cultura. Secondo te la possibilità di tracciare dei confini passa anche da questa possibilità legislativa? Come no? Allora, torno a una parola che ho citato prima che non mi piace, ma che ovviamente cito perché nel mio caso è vera. Io gli ultimi 5 anni sono stata ossessionata dal tema dei confini e sono stata ossessionata dal tema dei confini perché ho visto per i 20 anni precedenti letteralmente uno zerbino invisibile di fronte alle porte di casa di ciascuno di noi che diceva lascia il lavoro dove l'hai lasciato, e un altrettanto zerbino davanti alle fabbriche, agli uffici o a qualsiasi altro posto di lavoro che ti dice lascia i problemi personali a casa. Il che non solo non è più possibile grazie alle possibilità date dallo smart working per chi lo può fare, ma non è più possibile perché esiste una cosa, sempre qua dentro, su cui appunto ho lavorato stamattina, che si chiama intelligenza artificiale e tu non lo puoi staccare il cervello. Cioè adesso sempre di più ti verrà chiesto un ingaggio cognitivo, un impatto cognitivo nel lavoro che farai, anche se fai un lavoro manuale, che farà sì che comunque tu sarai avviluppato da una serie di dinamiche che vorrà dire ragionare la sera su questa cosa, mettersi lì con piacere la domenica mattina a fare un corso perché dici ma è l'unico momento in cui sono fresca, a questo punto me lo faccio stamattina, no? E questi continui sconfinamenti che vanno appunto dall'impiego del cervello in aree solitamente non attribuito a queste, il fatto che io personalmente lavoro da casa la gran parte del tempo e quindi però devo capire che cosa faccio fare al mio team quando invece vado fisicamente in azienda, come devo rispettare e disciplinare i loro tempi rispetto ai miei e rispetto alle esigenze dei nostri clienti interni. Tutto questo si correla anche con quello che dicevo prima, ovvero il fatto che probabilmente stiamo superando un certo tipo di lavoro che richiede anche un impegno personale che è valoriale e lo sarà sempre di più, perché non è che improvvisamente non dobbiamo più fare lavori fisici o manuali, però evidentemente ci verrà chiesto di starci ancora di più con la testa e col cuore e con la pancia che citavo prima, e quindi ci chiediamo anche, ripeto, valorialmente e contenutisticamente che senso e significato vogliamo dare al lavoro. Ed è lì che è importante capire se è un limes, confine netto, barriera, dogana, devo presentare il passaporto, o se è un limen, ovvero una soglia, una cosa che mette in confinis, ovvero con la quale condividi un pezzo, mette in comunione due sfere, due risultati differenti. E questo è stato il motivo per cui poi ho detto io mi devo mettere lì e la devo risolvere sta cosa. Spoiler, non l'ho risolta. Però il libro fa lo sforzo di dire ok, tenendo conto di tutti questi pendolarismi, no? Concettuali, emotivi, fisici, temporali, come mi rapporto al lavoro e come faccio in modo che questo equilibrio sia per me in quel momento, perché un conto adesso, un conto era 10 anni fa, un conto sarà fra 10 anni, come faccio in modo che questa roba sia felice per me. Senti, venendo al tema dei giovani, per i quali questo è un punto centrale, e che dobbiamo dire la verità, no? Cioè, ci sono questi giudizi un po' tagliati con l'accetta, non hanno voglia di lavorare, vogliono tutto e subito, ci sono mestieri che non vogliono più fare. In realtà, parlando anche con degli HR che lavorano qui in provincia, in belle aziende, hanno detto ma guardate che questi giovani hanno scoperchiato un vaso di Pandora
e hanno tolto quel velo di ipocrisia per il quale bisognava dire che tutto sommato eravamo grati all'azienda, andava tutto bene, se stavamo male che problema c'era, perché è normale. Ecco, invece non è normale stare male sul lavoro. Intanto io vorrei chiederti che giovani vedi tu sul lavoro, cosa vorresti che capissero le aziende di questa generazione Z, che non è che non abbia voglia di lavorare, tutt'altro. Io sono infinitamente grata a questa generazione, perché nella vita, appunto come dicevo, io ascolto le persone e cerco di fare in modo che la relazione fra azienda e persona funzioni nella migliore prospettiva possibile, al meglio per tutti e due. E questa generazione mi ha aiutato tantissimo a scoperchiare questo vaso di Pandora e a far sì che determinati sogni o determinate idee che venivano considerate ovvie da parte delle generazioni più senior siano state totalmente sconfessate. Quindi, bisogna per forza lavorare 15 ore al giorno, bisogna per forza faticare, bisogna... E perché lo dico? Non perché non bisogna... Cioè, io per prima, cultura del sacrificio, insomma, sono nata qua, quindi non è difficile essere indottrinati in maniera abbastanza precisa. Ma il punto è che non funziona più così. Cioè, non è più il lavoro della Marzotto, non è più il lavoro della Lanne Rossi. Non funziona, cioè nel senso non funziona rispetto a come sta evolvendo il mercato del lavoro, e non solo per l'intelligenza artificiale, funziona proprio in maniera differente, funzionano in maniera differente i processi, le relazioni, le competenze che ti vengono richieste. Quindi è un salto evolutivo che questa generazione, in maniera anche molto diretta e divertente a mio avviso, a volte un po' perturbante, te lo dice e ti aiuta a dire ok, proviamo a vedere le cose in maniera diversa. In più, diversamente da chi li ha preceduti, questa generazione ha due vantaggi giganteschi, anche se magari si sentono sfortunati, ed è quello che gli direi: non sentitevi sfortunati, perché non è così. La prima è che sono la coorte demografica più piccola che c'è nella nostra storia demografica recente. Quindi in realtà ogni anno si laureano 300.000 persone, 3.000 le assumo io direttamente, quindi, e poi ci sono tutti gli altri che ovviamente si vogliono aggiudicare le risorse migliori, possibilmente, probabilmente, non sempre nella stessa area geografica. E qua veniamo al secondo termine, nel senso che io, quando me ne sono andata da Schio e sono andata prima a Bologna, poi a Milano, poi in Svizzera, eccetera, venivo guardata come una pazza furiosa, no? Perché 25 anni fa non eravamo in tanti ad andarcene. Adesso è molto più normalizzato e, differentemente da me, potete letteralmente girarvi e andarvene a Londra, a Berlino o in qualsiasi altra città vogliate, perché effettivamente il mercato del lavoro, cioè, ha evoluto la globalizzazione, perfetto, quindi anche il mercato del lavoro si è globalizzato, il che significa che, senza glorificare necessariamente i mercati del lavoro altri, perché comunque hanno n problemi, invece dei lavori si possono trovare, come magari senza dover sottostare a certe dinamiche. Ultima frase per l'aspetto normativo. Allora, come tutti si chiamano normativi perché normano, no? E quindi di base restringono. È un peccato, sì, sarebbe bellissimo che non ci fosse la necessità delle quote di genere, ma purtroppo senza le quote di genere non si fa, perché per 1000 motivi che ci vorrebbero 2 ore a spiegare, però fatto sta che questa cosa è stata necessaria. L'anno prossimo verrà resa applicativa una direttiva europea su 2 cose, e su cui mi farò grasse risate, credo, che una è la trasparenza salariale e retributiva, cioè il fatto che tu devi dire quanto guadagnerà la persona che vai ad assumere, e la seconda è il diritto alla disconnessione, e anche lì mi farò grasse risate, perché non siamo minimamente pronti a queste 2 cose, però senza l'intervento del legislatore è difficilissimo che si creino, diciamo, delle condizioni di cambiamento, e quindi ben vengano queste. Proprio, cioè, è la classica cosa per la quale è benvenuta, nella misura in cui poi vorrei che scomparisse, perché vorrei che fosse un dato è un po' come le 40 ore settimanali, no? Decenni di lotte, poi finalmente ce l'avevano fatta, adesso nessuno considera più il fatto che debbano essere più di 40, non lo si dà per scontato. Lo sono, perché si lavora, come dicevi tu, anche dal treno, no? E dopo c'è la realtà aziendale. Allora adesso vi leggo alcuni aggettivi.
Manipolatore, mistificatore, coniglio mannaro, incapace, inadeguato, confuso, maleducato, cafone, sessista, in crisi, incompetente, procrastinatore, eterno scontento, opaco, bugiardo, non condivide, non vuole mantenere assolutamente il monopolio sulle informazioni, da cui deriverebbe un presunto potere. Questi sono alcuni degli aggettivi che cita Domitilla. Vediamo se indovinate attribuiti a chi. Che cita Silvia nel suo libro riportando Domitilla Ferrari. E si riferisce, sapete chi? Ai manager, a quella sciatteria manageriale di cui parlavamo prima. Allora, la considerazione è: uno, come fanno a diventare manager queste persone? Due, in un tempo in cui c'è lo smart working che richiede una responsabilizzazione, che richiede un lavorare per obiettivi e non richiede controllo, no? Richiede una attestazione di fiducia, come dovrebbero essere anche selezionati questi manager? E l'altra domanda che ti faccio, vabbè, te la faccio dopo perché voglio leggere un altro pezzettino Ok. significativo. Allora, qua si prospettano due temi. Il primo è che il 90-95% delle aziende italiane è costituito da microimprese, quindi aziende molto piccole, in cui è difficilissimo che l'apparato manageriale non sia espressione della famiglia, del fondatore, dell'imprenditore, o è difficilissimo che vengano prese managerialità esterne, o ancora è difficilissimo che queste persone vengano formate. Quindi c'è proprio un tema di tessuto imprenditoriale che molto raramente mette in campo, anche perché ci vogliono degli investimenti, persone che abbiano cultura manageriale fatta e finita anche dal punto di vista della formazione, perché fare il manager è una cosa diversa dall'essere un bravo commerciale, dall'essere un bravo tecnico, che sono di solito le due precondizioni per diventare manager. A, vende tanto, A, è bravissimo a sviluppare il prodotto, mettiamolo a capo del team. Non è detto, perché avere a che fare con le persone è un altro mestiere che si può essere insegnato, ma è un altro mestiere. Non è detto che se sei un bravissimo venditore o un bravissimo tecnico tu sia così improvvisamente anche un bravissimo gestore di persone. E questo è il primo tema, quindi c'è un fatto di proprio tessuto e organizzazione che non prevede tendenzialmente l'allocazione di queste competenze. Nelle grandi, questo nelle piccole, che però appunto sono il grosso. E ripeto, c'è un tema di investimenti non irrilevante, cioè prendere persone da fuori costa, poi appunto prenderle da fuori in certi territori, siamo tutti molto delocalizzati, è un problema. Nelle grandi il tema è legato appunto alla formazione che non si sa perché, nonostante sia finanziata, quindi non sia neanche un costo, o lo sia relativamente, o comunque un costo con un ritorno sull'investimento sicuro, non c'è l'attitudine a formare le persone sui temi della leadership e sui temi appunto della gestione. E quindi quello che succede, prima abbiamo citato Domitilla Ferrari che ha scritto appunto il pessimo capo in cui fa quel riassunto che avete visto prima, adesso invece cito Marco Bentivogli che è stato un sindacalista italiano, capo della CISL per i metalmeccanici, e che lui dice fondamentalmente: care aziende, se avete bisogno dell'HR per controllare le persone che vengano in ufficio o che lavorino da casa, lo ha detto nel 2020, non avete bisogno di un HR ma avete bisogno di un cane pastore. E la cosa è tutta lì, cioè il fatto dello smart working è l'esempio più facile, perché è il più visibile, no? No, improvvisamente tutti andavano nei posti di lavoro e tutti adesso lavorano da casa, ed è dove è avvenuta la più grossa restaurazione, no? Il più grosso rinculo di fatto della trasformazione dei modi di lavorare degli ultimi 5 anni. Ma il punto è che non si tratta, non si tratta di spazio e tempo. Spazio e tempo è una cosa in cui uno si autodisciplina o a cui comunque può essere insegnato di autodisciplinarmi. È stata totalmente una mia scelta fare il corso stamattina. Potevo dormire, non avevo neanche scadenze, potevo farlo fra una settimana, fra 2 anni e non avrei avuto nessun problema. Il punto è fondare i rapporti di lavoro, a maggior ragione con la tecnologia e con la rivoluzione che ci investirà fra 5 minuti, proprio sul tema del lavoro per obiettivi, della delega, della fiducia e della responsabilizzazione delle persone. Perché se tu continui a pensare che mio papà lavorava in filatura alla Rane Rossi,
doveva soltanto stare attento che non entrasse letteralmente il topo dentro dove c'era il filo da torcere e finiva lì. Non è più così, non è più così, e quindi per fortuna possiamo avere un'ottica evolutiva in cui ci mettiamo dentro più competenze personali, però devi avere le persone che sappiano responsabilizzare altre persone senza avere sta ansia di controllarle per forza. Parlando sempre di generazioni più giovani, nel tuo libro dici: le generazioni più giovani criticano apertamente il vecchio modello non solo sui social media ma anche esplicitamente ai colloqui, con capi del personale disperati. Adesso sono i ragazzi che fanno il colloquio a noi, ma dobbiamo pure educarli al sacrificio, non siamo Madre Teresa di Calcutta, o viceversa, aperti al cambiamento positivo che queste sollecitazioni potevano provocare a tutti i livelli organizzativi. Ora, qualcuna, tu dici, di queste organizzazioni ha capito l'antifona e si sta adeguando. Dall'altra, e questa domanda l'ho sentita fare durante una diretta webinar che hai fatto con Newco Bookmarks, dove appunto prendono in esame un libro al mese. Giustamente il manager diceva: ma siccome sti ragazzi della generazione Z sono sempre meno, la demografia non ci è amica, noi saremo praticamente soggetti alle loro condizioni. Voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, e non c'è niente, voglio dire, che possiamo imputare a questi ragazzi, fanno tutto giusto e sbagliamo tutto noi. Allora, ecco. no. Nel senso che, ripeto, io, diciamo, l'azienda per cui lavoro fa tra i 15 e i 18.000 colloqui all'anno per queste 3.000 persone che appunto andiamo ad assumere ogni anno, e a volte ci capitano richieste veramente bizzarre e veramente particolari, irricevibili oggettivamente, però sono sempre spunti di ascolto, quindi a loro volta questa generazione va un po' indirizzata, perché è vero che su molte cose ha ragione, ma su altre non ha lo storico per capire come funzionano le organizzazioni, anche perché quello che succede purtroppo quasi sempre è che i neolaureati arrivano senza aver fatto un giorno in un'organizzazione, che fosse anche una gelateria, però non hanno mai avuto l'idea del ok, devo collaborare con altri, e non è che arrivo improvvisamente faccio l'amministratore delegato complesso. E quindi ovviamente io la chiamo la grammatica delle relazioni, no? Perché poi la tecnicalità l'hai appena studiata, quindi mi aspetto che ne sai più di me, cioè ti sei laureato adesso su questo tema qua, mi aspetto che dal punto di vista delle competenze teoriche tu sia già a posto, però poi ci sono tutta una serie di competenze eminentemente organizzative su cui per forza devi capire come gira l'aria, no? Ed è anche l'altro motivo per cui è importante frequentare le organizzazioni, è importante frequentare le riunioni, ed è importante per i manager dare un senso a quelle riunioni. Ci sono i classici meme su TikTok, i reel, eccetera, no? Riunione che poteva essere una mail, mi capitano tutti i giorni. E se sono infastidita io, che sono una generazione X, dalla riunione che poteva essere una mail, mi immagino un ragazzo. Ed è a maggior ragione lo sforzo che deve fare un manager, un imprenditore, per trovare il modo di dare senso alle cose che si fanno e aiutarli a non fare proposte irricevibili, ma ascoltandoli, perché di fatto è vero che siamo un po' sotto scacco, perché dall'altra parte ci sono loro, non è che ci sia qualcun altro, a meno di non fare altre scelte. E anche qua partecipazione femminile al mondo del lavoro, inclusione degli immigrati, reskilling di tutta una serie di allungamento della vita professionale a certe condizioni. Ci sono 1000 modi per aumentare la forza lavoro in Italia, ma qua c'è la politica e il sindacato che vacillano. Ecco, appunto. E quindi ovviamente mi innervosisco solo a pensarci, però questo è un po' il tema. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti, poi passeremo alle vostre domande. Sì. E io di domande ne avrei ancora tantissime, perché la cosa è estremamente interessante. E una riguarda questa cosa qua. Cioè, noi siamo nella terra, lo dicevi tu, di Alessandro Rossi, ancora più vicino di Gaetano Marzotto, no? La città sociale, ti davano la palestra, il dopolavoro, l'assistenza sanitaria, l'asilo, la colonia per andare in vacanza. Insomma, era una visione paternalistica dell'azienda. Sì. Però, oggi come oggi, tu citi aziende della Silicon Valley che dicono:
e tu dici si tratta dell'abilità di generare connessione profonda con quanto si fa in azienda, dare vita a un ambiente inclusivo e premiante, riconoscere e supportare la crescita delle competenze e offrire benefit generosi. Secondo i più critici, tutte tecniche per far cadere i dipendenti in una sorta di sindrome di Stoccolma, un senso di subalternità e di grata sudditanza nei confronti di manager e organizzazioni. Allora, il fatto che tu dici nella Silicon Valley c'erano persone che vivevano nel parcheggio e non andavano neanche più a casa perché ormai avevano tutto lì, diventa anche a un certo punto preoccupante. Se diciamo quell'atteggiamento paternalistico poteva avere un senso, come facciamo noi oggi a distinguere un'azienda che tiene veramente ai dipendenti a un'altra in cui invece c'è un rapporto come questo malato? E lo dico perché spessissimo sento parlare, oggi è una moda, di persone come primo asset, di valore delle persone in azienda, che magari molto banalmente si traduce in ma io ti do un bonus a fine anno, ma ti metto il calcetto. Ecco, come le distinguiamo? Allora, questa per me è la domanda delle domande, nel senso che io lavoro esattamente su questo. Quindi mi chiedo, ok, facciamo la giornata dedicata ai bambini. Ma perché facciamo la giornata dedicata ai bambini in ufficio? Diamo quel benefit, ma perché diamo quel benefit? Facciamo la formazione, ma perché la facciamo? Stiamo, con un termine orrendo, ingaggiando le persone o le stiamo in qualche modo ricattando a doppio filo, no? Quindi di nuovo, è un confine sottilissimo quello su cui si basa questa alleanza, ragion per cui secondo me i basics devono essere a posto. Trasparenza retributiva, trasparenza di sviluppo di carriera, trasparenza della formazione, cioè quello è importantissimo che ci sia a monte, perché tutto il resto se no è, dopo il pink washing, dopo il rainbow washing, io lo chiamo work washing. Poetic washing, io Capito? lo chiamo. Cioè è bellissimo che è il calcetto, però in realtà n altre cose di base non sono a posto, il che è un problema gigantesco. Quindi tornando alla tua domanda, come si fa? Io credo che la prima cosa sia ascoltare le persone e altrettanto trasparentemente dire quello che si può e quello che non si può fare, nel senso che non è che tutte le aziende possono mettersi lì a avere benefit straordinari, avere cose straordinarie, ma spesso, verosimilmente, magari la persona cerca un lavoro vicino a casa e quindi gli va anche bene avere altri tipi di precondizioni, no? Quindi anche lì di nuovo non c'è una ricetta unica perché dipende troppo dalla fase dell'azienda e dalla fase della persona. Credo che l'errore da parte degli uni e degli altri sia pensarlo come un modello teorico precostituito e non rimetterlo invece periodicamente in discussione. Ci sono altre 2 o 3 questioni che vorrei sollevare prima di lasciare la parola alla platea. Una che salta agli occhi è questo malessere aziendale, ce lo portiamo dietro da tanto tempo, da ancora più tempo, da 30 anni i salari sono fermi e qua uno si chiede ma i sindacati cosa hanno fatto, che hanno tutelato in questi anni? Uno, qual è poi la responsabilità delle organizzazioni sindacali, qual è la responsabilità dei lavoratori e come noi lavoratori, visto che tu elenchi 8 diciamo cartine di tornasole del malessere, possono capire come superare questo problema. E poi ho l'ultima domanda per te. Ok, allora io mi sono interrogata tantissimo nella stesura di questo libro su quale potesse essere il ruolo della politica e del sindacato in questa epoca di trasformazione e non riuscivo a saltarne fuori. E quindi però ho avuto il grandissimo privilegio di potermi confrontare con 3 persone, una è Pietro Ichino, l'altro appunto Marco Bentivogli, la terza persona è Dario Di Vico che comunque ha con Italipost un rapporto, come dire, di grande vicinanza e a tutti e 3 ho chiesto in più volte, in più sedi, ma com'è che non si vede questo elefante nella chiesa, non nella stanza? Cioè c'è un elefante gigantesco che di fatto andrà a trasformare il rapporto, andrà a trasformare il lavoro, cioè com'è che nessuno se ne sta occupando? E fondamentalmente tutti e 3 mi hanno dato, ovviamente ognuno con la sua sfumatura, ma la stessa risposta. Stiamo parlando di un giuslavorista, di un giornalista e di un sindacalista. Tutti e 3 mi hanno dato la stessa risposta, fondamentalmente applicabile sia per il sindacato che per la politica e sono tornata scoratissima da questi 3 appuntamenti che ho avuto con loro. Cioè mi hanno detto fondamentalmente, cara Silvia, tu ragioni con l'ottica aziendale in cui se c'è volontà di cambiare le cose si cambiano relativamente in fretta,
né la politica né il sindacato ha una logica di breve periodo, ha una logica di lungo periodo, vanno tutti sul breve e conseguentemente si privilegiano, come si dice, si privilegiano dei vantaggi, dei benefici che si possono ottenere nel brevissimo. Quindi mi dicevano, per esempio, dal punto di vista contrattuale, tranne pochissime aziende, che infatti sono quelle che sono davvero Great Place to Work, Luxottica, Ferrero, riesce a fare contratti a livello aziendale, quindi negoziazioni a livello non soltanto nazionale, ma a livello proprio della singola azienda, in cui riesce a inserire altre cose, lo smart working, la divisione dei dividendi, la possibilità di lavorare dall'estero, insomma n prospettive che sono un miraggio per tutti gli altri lavoratori italiani, mentre il focus è fondamentalmente soltanto sulla retribuzione, che però, mancando l'innovazione, quindi la produttività, sono sempre 2 lire. Quindi non c'è mai la gittata lunga del pensiero. Così come forse, se ci pensate, o almeno io, ripeto, da 25 anni mi occupo di questi temi, gli unici 2 grossi interventi a proposito del lavoro sono stati il Jobs Act, che però appunto anche recentemente si è tentato di smantellare, l'industria 4.0, e dall'altra parte il reddito universale, il reddito di cittadinanza, che invece dovrebbe essere probabilmente fatto a maggior ragione adesso su un tema di reddito universale, ma anche lì con un'ottica molto clientelare e non strategica. Cioè noi fra un po' lavoreremo meno, ma molto meno. E quindi dobbiamo veramente interrogarci su A, che cosa far fare alle persone, B, come farle sopravvivere, C, evitare tensioni sociali, e dobbiamo farlo velocemente, perché sta roba succede dopodomani. E noi come lavoratori cosa possiamo fare? Cioè, cosa dobbiamo prestare attenzione e come possiamo muoverci, visto che dici stare bene sul luogo di lavoro si può e si deve? Allora, innanzitutto sviluppando, diciamo, una coscienza, se non possibile più di classe, quantomeno individuale, su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa stare male. Io qua propongo una checklist che non mi ricordo se è di 8-10 punti, poteva essere di 3.000 punti volendo, e quindi vedere aspetto per aspetto che cosa mi interessa. Che ne so, sono un neogenitore, mi interessa di più avere flessibilità piuttosto che avere la possibilità di andare all'estero. Sono un ragazzo di 25 anni, mi interessa di più un programma di mobilità internazionale invece che un asilo aziendale, no? Quindi ovviamente e questo ha a che fare anche col fatto che le aziende dovranno sempre più misurarsi con una workforce, con una forza lavoro che è multigenerazionale. Prima era molto più compatto e molto più simile l'approccio generazionale. Adesso hai 65 anni a cui mancano 3 anni per andare in pensione e hai il 18enne in alternanza scuola-lavoro, 2 universi. Servono un sacco di competenze. E servono un sacco di competenze da trasferire dall'uno all'altro, anche quella problema totalmente rimosso, ma che invece è un tema gigantesco. Quindi le persone possono fare attenzione ai propri confini e decidere se farli diventare limes o limen, soglia o barriera. E non c'è una risposta giusta, perché ognuno lo farà sulla base di quello che può fare. E poi possibilmente aprirsi a formazione continua, indipendentemente da quanti anni si hanno, perché quello che vedo è che il lavoro, non solo che faccio io, ma con cui mi confronto, non è uguale un anno con l'altro, sono sempre diversi, perché non siamo più monadi, no? Siamo troppo intercorrelati e questo fa sì che tutto cambi, quindi è importantissimo star dietro alla formazione, è importantissimo ma ho 12 master, buon per te, però magari fatti un corso online, magari guarda, e ci sono tantissime opportunità gratuite e sempre più ce ne saranno, quindi non è neanche un tema di costi adesso, per fortuna, cioè sta diventando molto più accessibile l'educazione diciamo long life, quindi quella che si può fare diciamo anche a lungo termine, quindi lì io sarei senza scuse, cioè se vuoi mantenerti occupabile nel mercato del lavoro devi sviluppare competenze, se la tua azienda non te le dà cercale, perché ci sono anche accessibili gratuitamente. È una nostra responsabilità anche stare bene sul lavoro. Sì, perché altrimenti, come dire, si addossa, cioè si è in 2, no? Come nei matrimoni. È vero che c'è una simmetria, però la simmetria non è detto che sia sempre dalla parte dell'azienda, perché a volte, se sei molto competente, vedo aziende che faticano a trovare un saldatore a 3.000 euro, certo,
e quindi chi è che ha il coltello dalla parte del manico a quel punto, no? Ci sarebbe da aprire un discorso lunghissimo. Intanto voglio vedere se c'è qualcuno che ha già qualche domanda. Prego, c'è qualcuno che può portare un microfono, altrimenti scendo io. Facciamo fare corse. Sì, altrimenti scendevo io, non è un problema. Ok, questa ragazza in prima fila. Salve, Buongiorno. Più che una domanda io avrei una riflessione, nel senso che sul fatto, io ho 26 anni, sul fatto che la mia generazione sia fortunata, perché io penso che noi non ci riteniamo per niente fortunati, e io, parlando per la mia esperienza, penso ad esempio di non aver mancato un colpo a livello di carriera e educazione, nel senso che io mi sono diplomata con 100 e lode alle superiori, sono andata subito all'estero, ho fatto tutto il percorso universitario all'estero, ho fatto quadriennale e master in Scozia, sempre prendendo il massimo dei voti e tornando a fare la stagione tutti gli anni qui in Italia. Parlo 5 lingue, sono praticamente bilingue con l'inglese, e quando vado in aziende a fare i colloqui mi offrono tipo un tirocinio di 600 euro al mese con i buoni pasto in più come contentino, e secondo me questa cosa è francamente ridicola, e Certo. quando le persone mi vengono a dire che la mia generazione è più fortunata, io non mi ritengo fortunata, perché nel senso, io ritengo di aver fatto una carriera eccellente, e penso anche che non sia un dovere nostro aver fatto tutti una carriera eccellente, e ce ne sono tantissimi e siamo tutti qua, non è un caso mio che non so trovare lavoro, siamo tutti, ne parlavamo prima, che ci offrono a tutte queste offerte in cui ci dicono: ma ti diamo un buono pasto di 4 euro per ogni giorno che lavori, però non ti potrai neanche pagare l'affitto, c'è sempre l'aspettativa che uno abbia genitori che lo manterranno. Questo è fondamentale, No. perché poi la realtà è questa. È un'obiezione super legittima. Io ho usato fortunata in senso provocatorio. Purtroppo le aziende non hanno ancora capito che questa cosa farà sì che tu, tempo 6 mesi, dici: ma sai che c'è, come mi sono fatta il corso di studio all'estero, me ne andrò e andrò da un'altra parte dove non mi proporranno 4 euro di... Quindi hai perfettamente ragione, però questo è l'esempio esemplificato di come stiamo perdendo capitale umano, cioè persone su cui abbiamo investito, che hanno a loro volta investito, che comunque potenzialmente sono disponibili a mettersi alla prova, e a cui però diamo una corresponsione che non ha appunto i basics di cui parlavo prima. Dall'altra parte però, diciamo, il privilegio sta nel fatto che tu ti giri, prendi un treno, prendi un aereo e vai da un'altra parte. Poi è chiaro che, ripeto, è una provocazione la fortuna, ma lo dico perché dall'altra parte le aziende non si rendono conto, finché non lo vedranno, ma lo stanno già cominciando a vedere, che questo farà sì che poi non ci sia capitale umano da mettere dentro le proprie organizzazioni. Pensi che cambierà questo approccio? Ma per forza. Ma in breve tempo, secondo te? Perché è veramente scandaloso. Cioè, magari trovi un lavoro a Milano, perché no, qua magari non trovi quello per cui sei qualificata, perché sono anche super qualificati, e per trovare una stanza devi spendere 700 euro al mese. Che ti vada bene. Se ti va bene, ecco. No, Ci stai dentro. Io sono sicurissima che cambierà, perché se no non è più sostenibile il sistema. Ci vorrà ancora... Allora, è già cambiato, perché ti posso assicurare che le dinamiche che vedevo 5 anni fa non le vedo più, quelle che vedevo 10 anni fa non le vedo più, eccetera. Sta cambiando a velocità bassa? Sì, però io incontro spesso imprenditori. Se avessi detto queste cose qua 15 anni fa mi avrebbero letteralmente buttato i pomodori e le uova marce, adesso mi cercano per raccontargliene. Resisti. No, volevo solo dire un'ultima cosa, che è vero che abbiamo la fortuna di poter andare all'estero facilmente, e io l'ho fatto, quindi Certo. lo apprezzo più di tutti, però c'è anche l'aspettativa che noi andiamo all'estero, e anche spesso, cioè io studio editoria e ci dicono: andate all'estero perché qua non guadagnerete niente, perché Ma è una si cosa sveglieranno. deprimente, e anche non tutti hanno la possibilità di andare all'estero, magari qualcuno ha motivi familiari per cui deve restare. Indubbiamente. Quindi
il fatto che sia la nostra unica possibilità a volte per fare una vita decente. Però ti faccio un esempio, lei mi diceva prima, tu hai iniziato come giornalista, io sono giornalista professionista e poi a un certo punto non sarei campata a Milano, perché per gli stessi motivi identici che c'erano nel 2003, che ci sono adesso, c'erano anche nel 2003. Io alla fine non ho fatto la carriera giornalista professionista, probabilmente perché non ero abbastanza brava, sono andata a fare altro e alla fine però ho comunque trovato il modo di scrivere, collaboro col Corriere, faccio tutto, nel senso ci sono percorsi che non è detto che a 26 anni mi fossero chiari, anzi, cioè io mai avrei ambito a scrivere sul Corriere e probabilmente se avessi fatto una giornalista normale non l'avrei fatto. Quindi non ti scoraggiare, ci sono 1000 modi per arrivare a fare quello che hai voglia di fare, so che è brutto, però non è detto che arrivi subito. C'è qualche altra domanda? Sì? Ce ne sono 2 qui. Il signore in seconda fila e la signora dietro. Credo che nella nostra realtà, lei la conosce meglio perché è da Schio, diciamo tutta la zona del nord-est qui, c'è un problema in più, cioè quello che secondo me era il nostro punto di forza, che era la manifattura, l'impresa, Certo. sta anche in questi mesi, lo sappiamo, Certo. avendo una grossa crisi. Tutti questi lavori, queste professionalità, queste ragazze che hanno investito andando all'estero, hanno una preparazione, perché probabilmente le nostre aziende, proprio perché sono piccole, non sono in grado di innovare, come in certi distretti, non riescono a fornire. Quindi c'è un problema a monte, non è solo una questione di volontà, Certo. è proprio una questione oggettiva e noi questo lo paghiamo e non riusciamo, però secondo me, a risolverlo solo con la buona volontà. Ci vogliono anni, bisognerebbe cambiare modelli di sviluppo. Quindi questo è l'altro tema. E c'è un tema, come lo dicevamo prima, c'è un tema dimensionale, di tessuto, di settore, cioè quello che dice lei è verissimo. Quello che osserviamo è che spesso questo ripensamento non ha la velocità che invece ha in questo momento il mondo, ma sono d'accordo con lei, la buona volontà è una buona premessa, ma poi servono, come dire, che vada dietro tutto il sistema, sono d'accordissimo su questo. La signora dietro? Allora, io ho un cugino con 2 lauree, anni fa, quindi non adesso, è andato in Germania. Non ha avuto vita facile, comunque ha conosciuto un'altra ragazza laureata, si sono sposati. So com'è la sua famiglia, come si era formata, ma se suo papà da qui non fosse andato ad aiutarlo, non avrebbe la casa, non si sarebbe formata una famiglia, 2 laureati. Con questo non è detto. Mio figlio è laureato, ha trovato lavoro qui. Naturalmente contano le competenze personali, come lei dice, alla ragazza faccio gli auguri e ci sono varie strade per arrivarci. Un'altra cosa che voglio dire è questa. Quando ero piccola, alla TV dicevano aumenta la luce. Mio papà mi diceva non preoccuparti perché i soldi per mangiare ci saranno sempre, comunque, anche se aumentano. E infatti è sempre stato così. Allora lavorava solo mio papà, mia mamma era casalinga, ma quasi tutto era così. I papà lavoravano, le mamme erano tutte a casa, badavano a noi e badavano alla casa. È giusto che le donne poi siano andate a lavorare, io non sono contraria, voglio dire, perché è giusto. E hanno cominciato a lavorare le donne, c'erano 2 stipendi che entravano. All'inizio un stipendio bastava per vivere, l'altro era tutto avanzato. Per tutti era così. Adesso tutte le coppie lavorano in 2, lo stipendio non basta più. Le bollette sono esorbitanti. Io le chiedo il suo parere su questo, ma la scala mobile che c'era una volta è stata tolta e lì ho sentito il buco io quando è successo questo. Nessuno ne parla più. Ma infatti la motivazione per cui io sono così arrabbiata, diciamo, i miei libri nascono sempre da una grossa frustrazione, cioè il fatto che il lavoro non entri nel dibattito se non in termini macroeconomici, le statistiche, l'occupazione, tutte cose correttissime. Pensioni, si parla sempre di pensioni, no? pensioni. Diamo la pensione a 1.000 euro. Tutto perfetto, ma poi le persone devono lavorare dignitosamente, devono trovare una soddisfazione. Cioè, quando io prima all'inizio proprio dicevo mancano i basics, no? Cioè se tu non hai più sicurezza contrattuale, stabilità, potere d'acquisto, è ovvio che il meccanismo di incantesimo col lavoro cade.
io non ho la risposta rispetto alla scala mobile, perché ovviamente la scala mobile, se non mi ricordo male, nel 92 o giù di lì, insomma, come anni, era un altro mondo. Ce l'ho con chi dovrebbe ragionare su questi temi e dire ok, come la risolviamo questo problema di mancato potere d'acquisto? Come disegniamo il futuro del lavoro invece che subirlo? Cioè è proprio da queste mancate domande che mi viene la voglia di portare, diciamo, nei posti questi ragionamenti e dire ok, io managerialmente, perché appunto faccio un lavoro di manager o di scrittrice, posso portare determinati temi, posso dare il mio punto di vista e scatenare il dibattito. Vorrei vedere molto di più la politica occuparsene, perché questo è il vero problema. Magari fare un po' meno propaganda e fare un po' meno un po' più di visione a lungo termine. Esatto. No? Ecco. Scusate, abbiamo un'ultima domanda, ultimo tempo per un'ultima domanda. Io volevo chiedere una cosa, proprio un punto di vista suo, perché io sono una persona laureata, faccio con loro il master in editoria, faccio la libraia, ho un contratto da 20 ore settimanali in una libreria di catena che non nomino. Ho un contratto da 20 ore, puntualmente non faccio 20 ore settimanali, non ho un buono pasto, è un contratto di 6 mesi e puntualmente i contratti di 6 mesi vengono rinnovati per 3, poi un'altra volta ovviamente il limite di rinnovo è 4 in un anno e dopo che hai fatto un anno di lavoro lì ti mandano via. Quindi mi domando quali sono le richieste che un giovane ha così strane che si è vista davanti, perché la mia richiesta era soltanto un buono pasto, un minimo di rimborso in questo caso qui e lo straordinario tendenzialmente che io sappia non è imposto, si domanda. Io nel mio orario mi trovo direttamente gli orari che non sono mai a 20 ore, cioè non questo per dire che non voglio lavorare, è diverso, però a quel punto non vuoi lavorare così, non vuoi lavorare così legittimamente. Silvia, cosa dovrebbe fare? È molto interessante questa cosa. Cosa dovrebbe fare questa ragazza? Aggiungo soltanto una cosa, che nella consapevolezza di 23enne, quasi 24enne, io sono già consapevole che a me la pensione non arriverà, quindi io già adesso... Non arriva a me, quindi... No, ma dico, io ho lavorato durante anche la triennale, già prima ero consapevole che questa cosa non sarebbe accaduta per noi, per la mia generazione, quindi oltre a mettere i soldi già da parte in modo autonomo, oltre ad andare a lavorare, fare un contratto che è evidentemente un contratto che non è da 20 ore, cosa deve fare un giovane? Allora, ovviamente la risposta la puoi sapere solo tu, nel senso che anch'io appunto ho fatto n mila sforzi di precariato giornalistico per poi dire ok, io non ce la faccio a campare in questo modo e quindi ho accantonato per un po' quel sogno che poi è però ovviamente riemerso dalla finestra perché era quello che volevo fare. Scusa Silvia, ti dico solo una cosa, e tu lo citi, dicono poi, vabbè, ti rinnovo il contratto 3-4 volte, poi dopo c'è la fila. Ecco, quello è il problema. Che potere hanno sti ragazzi contrattuale? Il problema è che ce l'hanno molto basso, ma a tendere ce l'avranno ancora più basso le aziende. Io sono convinta di questo, perché un mancato buon servizio da parte delle persone, cioè avere una persona che sta facendo un master in editoria all'interno di una libreria dovrebbe essere il sogno di ogni catena, perché quando mai ti ricapita di avere una persona competente ed appassionata? Io sono convinta che se ne accorgeranno in pochissimo tempo di questo. Poi che cambino veramente idea nel breve non te lo posso promettere, perché per troppo tempo ho visto troppe cose, come dire, non andare nella giusta direzione. Devi fare un po' i conti tu con quanto ti senti di affrontare, anche quanto puoi fare i conti con questa situazione e poi decidere eventualmente per altre strade, librerie indipendenti, fondarne una tu. Cioè le strade in questo momento sono molto più ampie di quanto non fossero prima. Chiaro è che se poi si parla di disaffezione di giovani è perché mancano i basics, cioè lei non sta facendo richieste assurde, sta facendo richieste più che legittime, fra l'altro giuridicamente incanalate, cioè e teoricamente assodate. Certo. Il nostro tempo a disposizione è finito, io vorrei chiudere con una sola riflessione dicendo che ci sono anche tante persone, e tu lo citi nel libro, che non sono contrattualizzate, che vivono non in condizioni di malessere ma di vero e proprio sfruttamento,
altre che non hanno alternative pur avendo un contratto e magari vengono molestate sul lavoro. Leggevo che a 1 anno di distanza da quell'operaio Satnam Singh, diciamolo il nome perché li dobbiamo conoscere, che ha perso un braccio ed è stato lasciato morire dissanguato nelle campagne, dopo 1 anno non è cambiato niente. Qui mi verrebbe veramente da dire che i sindacati hanno una responsabilità enorme su questo, perché le aziende stanno cercando altri modi ancora più subdoli per riuscire. Ecco, e io vorrei lasciare un pensiero per queste ultime persone, perché queste battaglie che stiamo facendo e che tu stai facendo devono servire anche per loro. Chiuderei. Sì, grazie mille, grazie a tutti voi. Grazie Silvia, grazie Cinzia. E grazie a tutti e vi ricordo che alle 11:30 c'è l'incontro con Mario Giordano. Grazie mille. Grazie.